Il 18 aprile tornerà il contributo d'accesso a Venezia, si passa da 5 a 10 euro, i giorni di pagamento salgono da 29 a 54, restano esenti residenti veneti che preavvisano lavoratori e studenti. Ecco il regolamento per le locazioni turistiche. Chi affitta per più di 120 giorni all'anno dovrà essere presente al check-in e garantire il rispetto verso i residenti. Non c'è nessun caso Giulia, è chiacchiericcio mediatico. Il ministro della cultura al centro del caso Spano, oggi a Venezia per la presentazione della rivista della Biennale. Mi sento sostenuto dalla maggioranza, c'è la volontà di andare avanti. Femminicidio di Giulia Cecchettin, domani Filippo Turetta per la prima volta in aula nella seconda udienza del processo. Ci sarà anche papà Gino, Antenna 3 in diretta dalle 10 con un'edizione straordinaria. Dopo un lungo vertice e oltre una settimana di sciopero è stato raggiunto l'accordo per i lavoratori portuali temporanei, resta però lo sciopero di domani per i dipendenti degli uffici. I sindacati medici hanno proclamato lo sciopero nazionale per protestare contro la legge di bilancio che considerano deludente, scenderanno in piazza e sciopereranno mercoledì 20 novembre a Roma. In 2 anni l'inflazione è costata ai pensionati veneti quasi 2 mensilità, la spesa è cresciuta di 185 euro al mese, i dati elaborati dallo SPI CGIL sono allarmanti. Buonasera, bentrovati, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano il contributo d'accesso, perché in primavera torna il contributo a Venezia per chi non si prenota 4 giorni prima, il prezzo salirà da 5 a 10 euro. Il Comune vara anche un nuovo regolamento per gli affitti turistici. Dal 18 aprile al 27 luglio, per 54 giorni, quasi il doppio rispetto ai 29 dell'anno scorso, torna il contributo d'accesso a Venezia città, sostanzialmente nei fine settimana, dalle 8:30 di mattina alle 4 di pomeriggio. Le modalità saranno più o meno come nel 2024, i prezzi no. Quest'anno la novità sarà che se tu arrivi all'ultimo momento, il contributo d'accesso che normalmente è di 5 euro diventa di 10 euro, perché tu gli ultimi 4 giorni di prenotazione, di arrivo, gli ultimi 4 giorni a quel punto là li paghi di più, li paghi il doppio, perché cerchiamo di far sì che la gente si prenoti per venire. Altra novità è l'allargamento del fine settimana anche al venerdì. Il contributo d'accesso ha funzionato, dice Brugnaro, perché la realtà è che i flussi di visitatori a Venezia sono lievemente diminuiti e comunque non c'è stata la percentuale di crescita turistica del resto del Veneto. Ci saranno molti controlli, ci saranno, speriamo, poche sanzioni perché tutti quanti rispetteranno il regolamento. Chi non lo rispetterà, ovviamente ci saranno anche più sanzioni rispetto all'anno scorso, perché diamo per scontato che sia una misura maggiormente conosciuta. Accanto a Brugnaro e Venturini ci sono gli assessori Zuina e Costalonga ad ascoltare tutta la giunta e a sorpresa anche diversi esponenti dell'opposizione, perché il sovraffollamento turistico di Venezia passa anche per l'esplosione degli affitti brevi, ormai migliaia, anche interi palazzi, e da tempo le minoranze in Consiglio Comunale chiedevano al Comune di utilizzare la facoltà di regolamentare il fenomeno che il governo gli ha concesso dal luglio del 2022. C'era un emendamento Pellicani che era nato in un certo modo, che un po', come posso dire, fa capire l'orientamento politico della persona, no? C'era l'ex PC di una volta, il comunismo, no? Ma non per offendere nessuno, no? Ma l'idea è quella di dire: io dico al privato quello che deve fare lui. E per cui ti divieto di fare più di 120 giorni. Non è la mia mentalità. Le locazioni turistiche non sono un disastro per le città, ma bisogna migliorarne la qualità. E questo è il punto di partenza della Giunta. Sostanzialmente, la nuova delibera che regola il fenomeno prevede l'adozione di determinate regole, ma solo per chi affitta oltre i 120 giorni anche non consecutivi all'anno. L'obbligo di accoglienza di persona del turista, quindi non più le chiavi dappertutto, appesi in ogni posto stranissimo della città. L'idea di informare bene il turista anche circa la raccolta differenziata, i giorni della carta, i giorni della plastica, l'obbligo di esporre il regolamento delle regole di Venezia, l'Enjoy Respect e altre piccole cose, tutte volte a innalzare la qualità dell'offerta. E a Venezia le opposizioni bocciano i nuovi provvedimenti della Giunta. Brugnaro, il ticket d'accesso non riduce i flussi, è aumentato di 10 euro, serve solo a fare cassa, contestato anche il regolamento degli affitti turistici.
Questo salto da 5 a 10 euro, se ancora non si vuole capire, è solo un aumento di cassa che verrà fatto, perché assolutamente niente di quello che è stato sentito fa in modo di scoraggiare invece che ci siano queste grandi masse di turismo in città. Secondo le opposizioni a Cafarsetti, l'aumento del contributo d'accesso a Venezia da 5 a 10 euro per chi non si prenota 4 giorni prima conferma la natura di un provvedimento che non ha altro scopo che di far cassa e non riduce i flussi turistici che continuano a soffocare Venezia. Un fallimento, secondo Andrea Martini, di tutta la città insieme, già certificato dalla Smart Control Room. Nei giorni del ticket del 2023 i turisti erano mediamente 7.000 in più rispetto agli stessi giorni dell'anno precedente. La delibera sugli affitti turistici è invece definita un regolamento farsa che non regola nulla. L'emendamento Pellicani, l'emendamento del Partito Democratico, aveva la finalità da un lato di tutelare i piccoli proprietari, quindi chi lo faceva integrazione del reddito, e dall'altra colpire invece le grandi società che hanno sono proprietari oppure gestiscono decine e centinaia di appartamenti, e sono loro che stanno snaturando questa città, mentre questo regolamento non regolamenta alcunché, anzi le agenzie e le società sono state citate più volte nell'esposizione da parte dell'assessore Venturini e del sindaco, quindi è probabilmente proprio a loro che si rivolgono. Definito dal sindaco Luigi Brugnaro frutto di una visione politica di natura comunista, l'emendamento di Nicola Pellicani era un provvedimento del governo Draghi che conferiva a Venezia, unica città in Italia, la facoltà di limitare le locazioni turistiche, che sono migliaia e occupano a volte intere calli. La verità, ha detto Pellicani, è che senza la legge tenacemente voluta dal PD in Parlamento, la giunta Brugnaro non avrebbe potuto produrre nemmeno il topolino partorito oggi dopo 2 anni. Questa amministrazione sta rimandando il problema, sta continuando ad agevolare la speculazione edilizia. Chi possiede molti appartamenti continuerà tranquillamente a fare quello che sta facendo. Non c'è nessun caso Giuli, è chiacchiericcio mediatico. Il ministro della Cultura al centro del caso Spano oggi a Venezia per la presentazione della rivista della Biennale. Mi sento sostenuto dalla maggioranza, ha detto. Ministro, si parla tanto dopo il caso Boccia e il caso Giuli. Ma non c'è nessun caso Giuli, è ampiamente sopravvalutato tutto il legittimo chiacchiericcio mediatico, ma vi assicuro che non c'è nessun caso Giuli. Così il ministro della Cultura Alessandro Giuli, intercettato all'uscita della biblioteca della Biennale ai Giardini a Venezia sulle dimissioni del suo capo di gabinetto Francesco Spano a nemmeno 10 giorni dalla nomina. Le dimissioni per una storia di presunte consulenze durate anni in conflitto di interessi legati al marito di Spano, al MAXXI, ovvero al Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo di Roma, durante l'incarico dello stesso Giuli e mentre Francesco Spano era segretario generale del museo. In un intreccio di ruoli, cariche e compensi pubblici, alla domanda il ministro risponde così. Di gabinetto. Vedrete, non solo vedrete che no, poi di queste cose si occuperanno ove necessario gli avvocati, ma non c'è nessun conflitto. La cacciata di Francesco Spano dal Ministero della Cultura, stando a certi rumors di governo, legata a tensioni nella maggioranza e dissidi all'interno di Fratelli d'Italia e facenti capo all'ala più conservatrice, descritta dalle opposizioni come omofoba. Affermazioni però smentite dal vicepresidente vicario al Senato del gruppo Fratelli d'Italia, il veneziano Raffaele Speranzon. Assolutamente no, in Fratelli d'Italia non esiste nessuna parte omofoba. C'era la preoccupazione da parte di alcuni che è stata dichiarata rispetto a una figura che potesse in passato aver avuto diciamo dei comportamenti discutibili. Tornando a Giuli, si dice tranquillo perché è sostenuto dalla maggioranza di governo. Sono sostenuto, lo testimoniano le dichiarazioni, lo testimoniano i miei rapporti personali quotidiani con il governo e con il partito di maggioranza del governo. Non c'è nessun caso Giuli, c'è un rapporto di concordia e di volontà di andare avanti con forza, condivisione e serenità. Femminicidio di Giulia Cecchettin, domani mattina in Corte d'Assise a Venezia la seconda udienza del processo a carico di Filippo Turetta, che sarà in aula per rendere le sue dichiarazioni e rispondere alle domande. Sarà presente anche Gino Cecchettin, una mattinata che Antenna 3 vi racconterà in diretta a partire dalle 10 con i nostri inviati.
Si è insediato oggi a Venezia il comitato di indirizzo della zona logistica semplificata Porto di Venezia Rodigino. Ne fanno parte 5 membri effettivi di nomina governativa. Il presidente del Veneto Luca Zaia, che ha delegato l'assessore allo sviluppo economico Roberto Marcato, Michele Palma del Dipartimento per le politiche di coesione per il sud del Consiglio dei Ministri, Fulvio Lino Di Blasio, autorità portuale di Venezia e Chioggia, Vittorio Zappalorto, Ministero dei Trasporti, Paolo Della Vecchia, Ministero del Made in Italy. Oltre ad agevolazioni fiscali e burocratiche è previsto un piano di promozione per far conoscere oltre i confini nazionali le opportunità offerte dalle imprese. In 2 anni l'inflazione è costata ai pensionati veneti quasi 2 mensilità. La spesa è cresciuta di 185 euro al mese. I dati elaborati dallo SPI CGIL sono allarmanti. Dobbiamo difendere la posizione reddituale dei pensionati perché abbiamo bisogno che le persone siano maggiormente tutelate. Pensiamo al fatto che le pensioni minime questo governo le ha aumentate di 3 euro al mese, dico 3 euro al mese. Per questo, ma anche per la questione della non autosufficienza, in Veneto si stimano circa 330.000 ultra 65 anni non autosufficienti. Il fisco, il lavoro precario, martedì 29 ottobre lo SPI CGIL scenderà in piazza. Le elaborazioni effettuate dal sindacato sui dati Istat disegnano infatti un quadro preoccupante perché confermano l'impossibilità per gli anziani di tutelare il proprio potere d'acquisto. Di fatto i rincari hanno costretto gli over 65enne veneti a sborsare nel 2022 circa 1.400 euro in più rispetto al 2021 e nel 2023 poco meno di 750 euro in più rispetto all'anno precedente. In media oltre 185 euro al mese che neppure la rivalutazione riesce a coprire. Sempre più persone infatti sono costrette a rinunciare alle cure sanitarie o chi ha qualche risparmio da parte ricorrere al privato. Quello che noi ci aspettavamo, così come tanti altri, è che questo diventasse davvero una priorità per questo governo e ci fosse un finanziamento adeguato per il Servizio Sanitario Nazionale e ci fosse anche un piano di assunzione per quanto riguarda il personale. La cosa non avviene. Sulle assunzioni anche le notizie di stamattina parlano di assunzioni nel 2026, ma le emergenze che abbiamo oggi dobbiamo affrontarle e dobbiamo renderci conto che questo è un tema fondamentale, così come dall'altro è un tema sempre più importante quello relativo alla non autosufficienza. Sempre più anziani poi sono costretti a chiedere prestiti e non solo. Purtroppo tanta gente in questo periodo, in questi anni, si è indebitata, quindi ha ricorso a banche finanziarie per prestiti anche di piccole cifre per sopperire anche a dei momenti così improvvisi come ad esempio il cambio anche di un elettrodomestico non avendo le disponibilità. Purtroppo qualcuno per entrare in casa di riposo ha anche ricorso, e questo sempre più frequentemente, o i figli lo fanno fare, alla vendita della nuda proprietà della propria abitazione. Ecco, questo è veramente preoccupante. Dopo un lungo vertice, oltre una settimana di sciopero, è stato raggiunto l'accordo per i lavoratori portuali temporanei. È stato davvero, un percorso faticoso, ma che ha avuto il risultato che noi speravamo, per cui sia tutte le criticità che avevamo sollevato, sia complessivamente l'impianto proprio del bando e i contenuti del bando hanno trovato l'equilibrio che noi avevamo richiesto. Dopo 8 giorni di sciopero i 108 lavoratori portuali temporanei sono dunque tornati a lavorare con soddisfazione per il raggiungimento dell'accordo con l'autorità di sistema portuale che 10 giorni fa aveva pubblicato il bando contenente punti contestati dai sindacati e giudicati ambigui. Cambia che tutte quelle criticità che avevamo evidenziato, dalla clausola sociale alla chiamata nominativa, tutti questi elementi sono andati al loro posto o sono stati tolti, quindi tutti quegli elementi di ambiguità sono stati tolti o sono stati integrati da spiegazioni chiare e comprensibili a tutti. Di fatto il porto si è impegnato a fare quanto annunciato la scorsa settimana nel corso di una conferenza stampa, modificare e integrare il bando tenendo conto delle criticità esposte dai lavoratori.
Per noi il porto è un'economia importante per la città, per tutto il territorio veneto, e quindi tenerlo bloccato comportava tante difficoltà. Un buon accordo sembra essere stato raggiunto, auspichiamo che adesso le parti siano tornate vicine e che comunque si continui sulla via del dialogo. Per il presidente Di Blasio però le vertenze non sono finite. Venerdì infatti ci sarà un altro sciopero. Siamo soddisfatti per questo grande risultato e per questa battaglia che abbiamo condotto all'interno del Porto di Venezia, che costituisce anche un faro illuminante su quello che saranno le gare per la concessione del bando di fornitura e lavoro temporaneo articolo 17 in tutta Italia. Rimane sullo sfondo la questione dello sciopero in piedi dei lavoratori dell'autorità portuale domani, per cui ci sarà anche una manifestazione davanti all'autorità portuale a Santa Marta, e speriamo che questa nuova conquista del lavoro possa essere d'auspicio anche per trovare una soluzione per i lavoratori dipendenti di ADS PIMAS. Sanità, i sindacati hanno proclamato lo sciopero nazionale per protestare contro la legge di bilancio che considerano deludente. Scenderanno in piazza e sciopereranno mercoledì 20 novembre. Medici all'attacco del governo, la finanziaria non piace ai camici bianchi che hanno annunciato uno sciopero per il prossimo 20 novembre. Nella legge di stabilità infatti non c'è il piano di assunzioni che era stato promesso. È un segnale della professione nei confronti della politica che non ha, per come sono in questo momento, come l'impostazione della nuova legge finanziaria, non ha sostenuto quella che è almeno apparentemente non ha sostenuto, quella che è una delle lezioni del Covid, cioè che se tu vuoi una nazione economicamente forte, una nazione che possa produrre, possa lavorare, devi avere una nazione sana. Per avere una nazione sana devi avere gli operatori della sanità. La fuga all'estero e verso il settore privato resta la causa principale dell'ormai cronica carenza di medici. In Veneto si stima che per ogni professionista della sanità che arriva dall'estero, 4 se ne vanno perché il settore pubblico non è più attrattivo. Si sta verificando una cosa che qualche decennio fa era inconcepibile, cioè qualche decennio fa per un medico e credo anche per un infermiere, il massimo dell'aspirazione professionale era quella di entrare nel Servizio Sanitario Nazionale e soprattutto entrare in un grande ospedale. Mentre invece adesso la professione sta facendo il contrario, sta uscendo dai grandi ospedali e sta entrando nelle strutture private. Per l'Ordine dei Medici la soluzione non è il numero chiuso nelle facoltà di medicina, ma una corretta programmazione. In Italia non sono mai mancati medici. L'Italia ha un rapporto medici-popolazione tra i più alti dell'OCSE. Quello che sono mancati sono gli specialisti. Perché qua ci si è dimenticati che prima del Covid noi avevamo il cosiddetto imbuto formativo, cioè di medici laureati ma che non erano riusciti ad entrare nelle scuole di specialità o nelle scuole di medicina generale a causa dei tagli orizzontali che erano state fatte negli anni precedenti, dal 2008 in poi, di 18.000 medici. Voltiamo pagina, tutto pronto per Halloween. A Mestre si inizia questo weekend da sabato 26 a domenica 27 ottobre con Fortenebra a Forte Marghera, 2 giornate dedicate all'horror e al thriller in tutte le sue forme con laboratori per bambini ed escape room. Si continua mercoledì 30 alle 16 al Centro Culturale Candiani di Mestre con l'Università del Tempo Libero. Giovedì 31 l'atmosfera arriverà in Piazza Ferretto. Dalle 15.30 alle 19.30 i bambini potranno farsi sorprendere da giochi, spettacoli, sfilate di mascherine e tanto altro divertimento. Ed era questa l'ultima notizia del TG di questa sera. Grazie per essere stati in nostra compagnia a tutti. L'augurio di una buona serata. Arrivederci.